Come Fondazione Opera Immacolata Concezione oggi partecipiamo e contribuiamo veramente attivamente anche con il nostro personale a questo percorso formativo per gli assistenti familiari. La Regione con questo bando ha voluto sostenere un percorso. Infatti noi come Fondazione Opera Immacolata Concezione insieme con ENAIP abbiamo fornito il nostro personale, i nostri professionisti per poter comporre, compilare e dare contenuti ai filmati formativi che verranno utilizzati per la formazione e-learning per gli assistenti familiari. I nostri professionisti, il nostro personale è stato veramente contento di partecipare, di poter regalare, donare la propria professionalità quotidiana a tanti altri soggetti che nel territorio stanno oggi sostenendo i nostri anziani, perché quando parliamo di anziani, terza età, longevità, protagonista, parliamo di un grande numero di persone. Quelli che sono all'interno della fondazione noi li seguiamo da anni con grande attenzione, ma siamo sicuri e oggi ne abbiamo la possibilità che la professionalità costruita in tanti anni possa essere veramente donata a questi assistenti familiari che devono anche loro essere rese professionali, professioniste, capaci, in grado di utilizzare anche strumenti, ma soprattutto la prospettiva in futuro, e questo credo sia il senso della giornata di oggi, non sia solo quello di creare un albo, un registro dove loro possono essere iscritte per la professionalità che hanno acquisito, ma soprattutto si possa costruire un percorso perché queste figure possano essere messe in una rete di servizi, magari proprio in relazione con noi come le residenze, per poter essere in contatto con un centro di formazione, con un centro di servizi, proprio perché allora si possa formare quella rete di servizi territoriali che può partire dai centri servizi che già oggi danno servizi di centro diurno, di assistenza domiciliare, ma che sempre più un domani devono rappresentare un punto di riferimento. E questo punto di riferimento lo si basa su che cosa? Sulle competenze ormai costruite in tanti anni. Io devo dire che la competenza espressa dal nostro personale in questi percorsi di formazione è l'esatta espressione di quella che è la presenza della fondazione all'interno di un territorio. Costruire competenza di presa in carico delle persone fragili e fare in modo che tutto questo possa migliorare una rete di servizi nel territorio, in modo che il welfare dei territori dove siamo presenti possa sempre migliorare, essere sempre più affidabili per le persone che hanno bisogno. La formula formativa è stata proprio costituita da dei filmati. Questi filmati possono essere usufruiti a distanza, asincroni, e proprio perché possono essere utilizzati da più persone in più momenti serve proprio che questo patrimonio di conoscenza debba essere curato e fornito anche in continuità nel tempo. Questa innovazione in termini tecnologici, in termini formativi, possa essere veramente una grande spinta non solo formativa per le singole persone, ma anche di coinvolgimento, perché l'utilizzo di strumenti tecnologici a distanza non saranno solo usufruiti per il percorso formativo, ma saranno sicuramente parte costitutiva di quella rete di servizi dove gli assistenti familiari delle case un domani auspichiamo possano avere proprio degli strumenti che poi li mettano in collegamento con le realtà come i centri e servizi per poter usufruire di consigli, ma parliamo di qualcosa anche di più, anche dei telemonitoraggi, dei teleconsulti. Ecco, io credo che l'utilizzo della tecnologia sia strumentale non solo all'aspetto formativo, ma anche poi in continuità all'aspetto della formazione sul campo quotidiana per poter essere seguiti, ma anche per affrontare i temi delle eventuali emergenze che si possono verificare. Io credo che quindi questo progetto non debba rappresentare una iniziativa, ma l'inizio di un grande percorso. Noi ci proponiamo proprio di essere dei protagonisti che spingeranno perché si possa costruire una cabina di regia che possa continuare a promuovere una rete di servizi territoriali che in questo territorio, in questo Veneto, che può annoverare così tante professioni, competenze nell'assistenza, devono essere messe in rete, perché le soluzioni devono essere soluzioni comuni e solo così riusciremo a migliorare l'assistenza per le persone più fragili.